I comitati territoriali Arcigay del Veneto presentano una piattaforma di proposte rivolta ai candidati e alle candidate al Consiglio e alla Presidenza della Regione. Non un elenco dei desideri, ma, come recita il documento, un programma minimo di giustizia e dignità frutto dell'ascolto dei territori e dell'esperienza quotidiana di attivisti e volontari. Come Arcigay noi ci poniamo con delle richieste concrete, non solo una lista di desideri, ma una vera e propria richiesta di impegno politico sulle istanze della comunità LGBT, ma non solo. Da un lato stiamo chiedendo un impegno per quanto riguarda una regionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, che ad oggi è stata proposta con il mandato precedente, ma che non ha visto nemmeno la fuoriuscita dalla Commissione. Non solo questo, perché nel documento stilato dagli attivisti anche richieste sulla salute come l'abbassamento dei tempi delle liste d'attesa o la lotta all'HIV, ma non solo, anche il tema del lavoro e del lavoro precario e una forte presa di posizione della politica sulla Palestina. L'idea di questa piattaforma nasce proprio per cercare di favorire l'inclusione, di diminuire le disuguaglianze, che sono ancora moltissime sul piano scolastico, sul piano lavorativo, universitario. Le persone che fanno parte della comunità che noi rappresentiamo sono spesso discriminate, anche in maniera non necessariamente esplicita, battute, battutine, scherzi eccetera, che però alla fine influenzano negativamente la salute psicologica e la salute fisica delle persone.